Filippo Chinnici, allenatore del San Giorgio Piana, quanto pesa intanto sulla gara secca e poi pensando al doppio confronto averla persa al 92esimo praticamente? Diciamo che siamo, o meglio, sono molto nero perché non si possono perdere queste partite. Ho visto una grandissima squadra, ma non possiamo prendere gol alla fine così da polli perché nel doppio confronto sono gol che fanno poi la differenza. Noi oggi abbiamo reso la vita, penso, difficile ad una delle squadre più importanti del girone. Abbiamo dimostrato che siamo presenti e siamo vivi e siamo belli cazzuti, quindi c'è da fare merito a questi giocatori che oggi hanno dato il massimo, però ripeto, sono troppo incazzato perché non si possono prendere questi gol alla fine, in una partita che sull'1-0 prendiamo un palo e arriviamo a tu per tu. Poteva andare diversamente, però testa domenica. Ecco, testa domenica arriva un'altra big del campionato, lo possiamo dire, l'Unitas Sciacca. Che partita ti aspetti alla luce anche di quella che è stata una crescita costante della squadra neroverde? Ma affrontiamo un'altra corazzata, quindi sarà un altro match tirato fino alla fine. Sarà importante in questa partita vincere tutti i duelli. Da domani inizieremo a preparare questa partita. Mi tengo di buono quello che è stata la prestazione perché è stata agli occhi di tutti una grandissima prestazione, però ripeto, non si possono prendere questi gol alla fine, dobbiamo lavorare, si vede ancora di più. Tornando alla partita di oggi, chiaramente riflettori su Toto Maltese che ha segnato ancora, però occhio di riguardo a mio parere sulla prestazione dei più giovani, in particolare Graci che ha giocato con personalità, è entrato bene anche il giovane Sinagra per la fine. 2007. E Cintura, voglio menzionare, ha fatto un assist devastante, ha fatto una grandissima prestazione anche Christian, ma io so che ho dei grandi calciatori, tolto Balistreri a livello di età media di 22 anni, 21, quasi 22, quindi ci sta l'inesperienza magari in qualche situazione di gioco, però ho una squadra che mi segue, una squadra che mi ascolta, è una squadra che non mollerà un centimetro in tutta la stagione, contro tutto e tutti.